La lingua che questo informativo qua sta scritto la lingua veneta. Sì, la nostra varianza si chiama Talian, ma è Veneto, come tante varianze del Veneto che viene nella regione nord dell'Italia. Ed è per questo che il nostro Veneto è conosciuto come Talian, il Veneto brasiliano. Il nome Veneti è antico e viene insieme col suo popolo. La gente veneta è il primo popolo dell'Europa. Abbiamo cominciato la nostra storia a Rento della penisola balcanica all'inizio del V secolo a.C. Dopo i Veneti si è sparpagliato al nord europeo, desportando fuori colonie venetiche in Scandinavia. Così il commercio dell'Ambra è visto fuori e il nord dell'Italia era un cammino importante. I Veneti e anche i Trentini in quel tempo si chiamavano Venetkins e parlavano la prima lingua che non era questa, ma sì una lingua che si somiglia al sloveno, il venetico antico. Allora lui ha fatto piccole da rete del mare Adriatico, dove c'era poi il Veneto, ma anche la provincia di Trento. Vuol dire che Veneti e Trentini all'inizio erano lo stesso popolo, quello che era conosciuto come la gente venetica. Noi eravamo romani, siamo venuti prima da romani. Basta studiare la storia dell'antichità, la storia dei Veneti antichi, che ti va a dare. I Lombardi che sono venuti fuori del regno celta dei Longobardi, manca così Veneto, Trentino e Lombardo, tutti adoravano gli stessi dei. E fa la medesima roba dal punto di vista culturale. E se questa la gente che la è venuta qua, e anche qua ha fatto quello che sapeva fare, conquistare. Anche il nome Veneti che vuol dire conquistador, Veneti. Fa 3000 anni che portiamo avanti questo nome. Abbiamo arrivato prima dei Romani, come ho detto, si sta passando il re, la repubblica e l'impero, e i Veneti era là ancora. Si sta passando l'Attila e Carlo Magno e Barbarossa, ma i Veneti era là ancora. Si sta passando il Napoleone, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Mussolini e Hitler, e che sei Veneti ancora. E adesso siamo più forti, che se nostra gente là in Italia e siamo anche qua. Ma anche che se Veneti in Canada, Romania, Slovenia, Argentina, Croazia e tanti altri posti, e tutti che parlano questa medesima lingua che mi sono parlare ancora. Ci siamo altri discendenti, ogni donna, ogni uomo, vanti di una globalizzazione che la viene fuori per portare via l'identità dei popoli del mondo, con l'intenzione di diventare tutti compagni senza una cultura propria. Bisogna pensare in tutto quello che vediamo in Iliancoi e non solo pensare ma anche a fare, perché non si sistema le robe con le filosofie, ma sì con l'azione. Allora dobbiamo fare sempre di più, ma non crediamo mai, perché siamo veneti e siamo ancora qua. Grazie.